Attende l'esito del test di paternità sul feto, era del compagno Nicola, il figlio che Vanessa Ballan aveva in grembo quando è stata trucidata da Bujar Fandai. Potrebbe essere stata questa la molla che ha fatto scattare la furia del killer. Voto sul fine vita, Zaia incassa la contrarietà di Salvini, ma il segretario Stefani avrebbe votato sì, ribatte. Fratelli d'Italia rivendica la propria coerenza, domani resa dei conti nel PD per il caso Bigon. Ancora violenze sugli autobus di Mom, 17enne a Pieve di Soligo aggredisce a pugni un autista per un assurdo scambio di persone, il giovanissimo identificato. L'azienda di trasporto siamo stufi, ora basta. Rimpatriate le salme dei 3 senza tetto morti nello stabile del degrado a Padova, la Giunta ha organizzato questa mattina un momento di commemorazione. Alle 12 chiusa la procedura di gara per la realizzazione della pista da bob a Cortina, stavolta il bando non è andato deserto, un'offerta inviata a Simico è quella del colosso Piazzarotti di Parma. Vicenza si prepara alle 2 manifestazioni pro-Palestina e contro la presenza di espositori israeliani a Vicenza Oro, misure speciali di sicurezza approntate dalla prefettura. Il 2023 è stato un anno record per i trapianti d'organo in Veneto, con aumenti percentuali a doppia cifra in tutte le tipologie di intervento. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, delitto di Vanessa Ballan, è arrivata sulla scrivania del pubblico ministero l'ultima relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, quella relativa al DNA del feto della giovane mamma. È Nicola Scapinello il compagno con cui viveva il padre biologico del figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata barbaramente uccisa. È questo il risultato del DNA del feto eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli durante l'autopsia. Un altro tassello che confermerebbe la versione che ha sempre fornito il compagno di una vita di Vanessa. La vittima aveva troncato la relazione con Bujar Fandai, nonostante le minacce e le continue persecuzioni. Voleva stare con la sua famiglia, ma lui non accettava di essere stato lasciato, non voleva chiudere quella relazione. Così, il 19 dicembre, ha scavalcato la recinzione dell'abitazione di Vanessa e prima l'ha colpita in testa e al volto, poi il killer l'ha pugnalata a morte, nonostante il disperato tentativo della giovane mamma di difendersi dai suoi colpi. L'esame aveva stabilito che Ballan è stata uccisa da 8 coltellate, 6 profonde e 2 superficiali. 2 fendenti hanno lesionato i polmoni, mentre uno ha colpito il cuore. Vanessa era incinta da circa 12 settimane. Il 30 gennaio Bujar Fandai parlerà con il magistrato e racconterà la sua versione, la sua verità. Lui ossessionato di Vanessa, con le foto disseminate in tutta casa, infuriato per la fine di questa storia. Forse a far scattare la follia dell'uomo denunciato dalla stessa Vanessa il 26 ottobre scorso per stalking e revenge porn potrebbe essere l'aver saputo che la donna aspettava un bimbo. A trovare Vanessa senza vita il compagno Nicola. Fandai era fuggito cercando di depistare i carabinieri che subito si erano allertati per cercarlo. Poi la cronaca di quella sera, quando il 40enne chiama il 112 ma non si costituisce, perde tempo, torna a casa sperando che i militari lo stiano cercando altrove. Ma dopo la doccia per lui scattano le manette. I carabinieri si erano appostati vicino a casa ad attenderlo. L'avvocato Simone Guglielmin, legale dei familiari della vittima, si limita a dire: Nicola continua a vivere nel dolore da quel tragico giorno. A girare la bocciatura della legge sul fine vita, approvando una delibera in giunta. Lo suggerisce l'associazione Coscioni alla Regione, associazione che sta per depositare le firme per un'iniziativa analoga a quella bocciata in Veneto anche in Lombardia. Valuteremo, dice il presidente Zaia. Intanto domani pomeriggio a Venezia, resa dei conti nel Partito Democratico. La valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare, puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che. Va fatta una valutazione sull'ipotesi di aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera di giunta o emanando una circolare che detti i tempi di risposta delle ULSS. Commenta così il presidente del Veneto Luca Zaia la proposta lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, spunto fatto proprio dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel, che ha presentato immediatamente un'interrogazione urgente. Non è un caso che si siano affrontati questi temi con le leggi. Devo anche dire una cosa, che vedendo il consuntivo delle famose 7 pratiche, 7 sono, no? 6 pratiche
del Veneto, ricordo delle quali 4 rigettate. Alla luce di queste pratiche che abbiamo avuto modo di vedere al consuntivo, sono tutte pratiche che appunto hanno avuto tempi di risposta celere. Resta il dato politico, con una Lega che si è spaccata e il segretario federale Matteo Salvini che ha dichiarato che lui in aula avrebbe votato no alla legge. Penso che è la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta. E se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Il vice segretario regionale Riccardo Barbisan legge in positivo questa pluralità di anime. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in Consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no, chi si è astenuto, eccetera, la Lega ha fatto presente che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti. Quindi, sinceramente, io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe tra chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma per Giuseppe Paolin, segretario organizzativo del partito, andare in ordine sparso non ha giovato a nessuno. La questione, secondo me, doveva essere affrontata dalle segreterie sia regionale ma anche nazionale. Non si può essere, cioè il problema va valutato e va dato una linea. Probabilmente uno degli errori è stato non affrontarlo prima questo. Dalla resa dei conti in Lega a quella nel Partito Democratico, nelle prossime ore i consiglieri regionali Dem si riuniranno alla presenza del segretario Andrea Martella per un confronto che si preannuncia duro dopo la scelta di Anna Maria Bigon di astenersi sul fine vita senza lasciare l'aula e facendo di fatto bocciare la legge, con il vice capogruppo Jonathan Montanariello che si è dimesso in aperta polemica con la decisione di lasciare libertà di voto nel partito su un tema cardine del centro-sinistra. Sulla votazione in Consiglio regionale che sta alimentando divisioni e polemiche, Fratelli d'Italia sottolinea la compattezza dei suoi consiglieri e organizza un convegno sul tema. Fratelli d'Italia è sempre stata contraria alla proposta di legge regionale sul fine vita e oggi, dopo la votazione caos che ha spaccato la Lega, ma anche il Partito Democratico, marca le distanze. I consiglieri di Fratelli d'Italia affermano di lasciare agli altri le polemiche interne e vanno oltre. Assistenza ai malati terminali, sostegno alle cure palliative e gestione del fine vita lasciato esclusivamente a Parlamento e Stato. Il PD stesso comunque, se era compatto, poteva far passare questa legge, ma giustamente una consigliera non se l'è sentita. Non farei un discorso politico, ma farei un discorso più che altro personale. Ognuno ha votato secondo propria coscienza. Noi riteniamo in questo momento un progetto di legge a rischio costituzionale e pertanto abbiamo detto fin dall'inizio il no, chiedendo anche naturalmente dei pareri. È stata fatta una forzatura portandolo in aula e l'Aula, devo dire anche in maniera molto attenta e di alto livello, dopo una grande discussione ha preso una decisione. Non mi interessa entrare nel merito della spaccatura all'interno della Lega, tra la Lega Zaiana e la Lega Salviniana, piuttosto che all'interno del Partito Democratico tra Dem e progressisti. Magari Fratelli d'Italia lo ha fatto nel suo percorso, ha una posizione netta su questo tema e quindi è riuscita ad arrivare compatta. Fratelli d'Italia ricorda che aveva avanzato dubbi sulla proposta fin dall'inizio. La priorità è quella di accompagnare malati e famiglie alla fine della vita. Avevamo delle perplessità che sono state poi evidentemente anche patrimonio di altri colleghi, e nel contenuto per ribadire che per noi la vita è sacra, che abbiamo come dovere quello di lavorare per accompagnare anche le persone più fragili, i nostri malati, le famiglie. E 2 giorni dopo la votazione, impossibile pensare che non sia una dimostrazione di forza, ecco buona parte dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia in prima fila per un breve convegno sul fine vita organizzato a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Non si è trattata di una spaccatura del centrodestra, in effetti Fratelli d'Italia aveva dichiarato da subito che avrebbe votato contro questa legge. Forza Italia nella sua dichiarazione di voto compatta contro la legge e il capogruppo della Lega Pan che ha dichiarato e votato contro. Poi c'è stata una libertà di coscienza sui temi etici, si usa così ed è giusto anche che sia così. Siamo alla cronaca, ennesima aggressione a un autista mom. Questa mattina in pieno centro a Pieve di Soligo un ragazzo di 17 anni si è scagliato contro il conducente della linea 132, strattoni e pugni al volto, l'autista medicato in ospedale. Sulla dinamica comunque, la dinamica comunque al vaglio degli inquirenti.
Pugni al volto, strattoni e urla, in pieno centro, davanti alla gente. Parlano da sole le immagini del video girato da QDP News. Erano circa le 8 di mattina quando in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo un giovane ragazzo minorenne italiano di seconda generazione ha aggredito un conducente della linea 132 della MOM per un assurdo scambio di persona. Secondo il 17enne, infatti, l'autista sarebbe stato il responsabile di una manovra pericolosa che qualche tempo fa lo avrebbe visto quasi investito. Così, improvvisa, è scoppiata la furia. A distanza di tempo ha fermato un altro autobus e ha iniziato a inveire contro l'autista. Da questo fatto ne è nata una colluttazione che ha portato a uno scontro fisico. L'autista che ho potuto incontrare perché ha dato subito la sua versione alla polizia locale e ai carabinieri asserisce di aver ricevuto dei pugni. L'ho trovato molto scosso. Un trauma, quello subito dal conducente di circa 60 anni e papà di una bimba di 10, che racconta di essersi istintivamente difeso non appena il giovane ha cominciato ad agitarsi e a colpirlo ripetutamente in volto. Medicato dal personale del municipio subito dopo l'aggressione, l'autista è stato portato in pronto soccorso dove ha rimediato 4 giorni di prognosi a causa dei pugni inferti alla bocca. Che questa persona è stata subito identificata e quindi adesso si avvieranno le indagini del caso. Vicinanza al dipendente espressa da MOM che intende procedere per vie legali. Il ragazzo potrebbe infatti rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio, anche perché oltre all'aggressione il giovane ha danneggiato i sistemi interni della corriera. Di queste situazioni subiamo anche di danni come azienda, perché adesso l'autista che sta a casa 4 giorni è un problema perché non è che abbiamo autisti in esubero, ma è un problema anche sotto l'aspetto economico per la società. Se questo signorino ha rotto, non so, la VM è un altro problema. Si tratta dell'ennesima aggressione al personale del trasporto pubblico della Marca. Degli scorsi giorni la violenza a Conegliano ad un controllore ferito alla mano dopo aver chiesto ad un ragazzo di esibire il biglietto di cui era sprovvisto. Esasperazione da parte di MOM. È una situazione che non può essere accettata più. Stiamo facendo maggiori controlli. Questo sta dando anche i suoi risultati, quindi con l'impiego anche di esterni, quindi di vigilantes che in qualche modo possono garantire la sicurezza anche al nostro personale e all'utenza. Ed ora a Padova la tragedia dell'Epifania con i 3 giovani morti all'interno dell'ex Configliacchi. La Giunta ha organizzato questa mattina un momento di commemorazione. Penso sia doveroso dare un saluto finale perché oggi vengono impatriati i 3 ragazzi. Io mi sono scritto il nome dei 3 ragazzi, non lo ricorderò mai e probabilmente sbaglio anche la pronuncia. Veramente sono esattamente, pensate, 2 fratelli, Aicem, Najir e Nader. Icem, Maidi e Nader. È chiamandoli per nome che il sindaco di Padova ricorda e vuole dare dignità ai 3 giovanissimi stranieri morti la notte dell'Epifania nelle stanze fredde e sporche dell'ex Configliacchi a causa delle esalazioni di monossido sprigionate da un bracciere di fortuna. Nel giorno in cui le salme dei 3 ragazzi tornano in patria, la giunta comunale ha voluto organizzare una commemorazione a cui hanno partecipato anche alcuni residenti del quartiere Arcella. Una vicenda che ha colpito molto la città e il sindaco per il modo in cui i ragazzi sono morti soli e nel degrado più assoluto. Noi non abbiamo tagliato il bilancio sociale, anzi abbiamo investito di più e continuiamo a investire di più e speriamo che queste cose non capitino più. Noi dobbiamo impegnarci, voi dovete impegnarci segnalandoci eventuali perché bisogna fare di più. Grazie di essere tutti presenti, penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale portare l'ultimo saluto. Giordani ha voluto parlare dei 3 ragazzi e non del luogo dove sono morti. Per quanto riguarda il futuro dell'ex Configliacchi, il sindaco ha già spiegato tempi e possibilità di recupero che coinvolgono non solo il comune ma anche la provincia e la regione. Nel frattempo, in questi giorni di freddo, l'assessorato al sociale ha aumentato i posti letto negli asili notturni per i senza tetto. Come comune siamo riusciti a trovarne degli altri implementando di oltre 16 posti la disponibilità ed è un numero che in termini assoluti sembra poco ma in termini percentuali per questo tipo di popolazioni è molto. C'è da chiedersi dopo quello che è successo se basti agire nella gestione di questo fenomeno e ci interroghiamo invece sulla prevenzione e quindi sui motivi per cui tante persone vivono per strada e sono costrette di fatto a scegliere la strada perché altre strade in questo paese non vengono rese possibili. Ma la questione per l'assessora Benciolini è ben più ampia e riguarda anche le politiche dell'accoglienza. Pongo l'accento
l'accento sul tema delle politiche delle migrazioni e su che cosa vuol dire oggi prendere in mano seriamente questo tema che ci sta evidentemente toccando tutti e che nelle città poi trova degli esiti che spesso sono quelli della vita delle persone e a volte anche della morte delle persone. L'attesa è finita, alle 12 di oggi si è chiusa la procedura di gara per la realizzazione della pista da bob a Cortina. Una sola offerta è stata inviata a Semico. Mi avete il mio telefono? Vediamo se qualcuno ha scritto, non so, te lo dico. Abbiamo un'offerta per bob. Le 12:18 a Palazzo Balbi, il presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti nel consueto punto stampa. Il momento è quello buono, alle 12 è scaduto il termine previsto dal bando di gara per la realizzazione della pista da bob più snella ed economica voluta dal ministro Salvini e finalmente almeno un'offerta si è appalesata, quella della Pizzarotti di Parma. Diciamo che oggi finalmente splende invece il sole su Cortina, nel senso che con questa prima informazione che ho avuto dal commissario di Sant'Andrea, dove c'è stata una partecipazione alla gara, è questo per noi di conforto perché forse finalmente vedremo partire l'opera. 750 giorni segna il countdown della Fondazione Milano Cortina ai Giochi Olimpici del 2026, 685 quelli previsti dal bando per la realizzazione dell'opera che nel sito di Simico risulta già in fase di aggiudicazione. Il progetto, ha ribadito oggi Zaia, non è governato dalla Regione Veneto. Cercheremo di capire se l'azienda c'è, se ha titolo e ha tutti i requisiti, se ci sono le garanzie, dopodiché potremo dire che se CIO accetterà, ma questo dovremo capire, in base alle garanzie che verranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare. Dalla sede municipale il sindaco Lorenzi fa gli scongiuri, certo oggi con meno apprensione rispetto al passato. Voglio essere positivo, finalmente cominciare a fare una narrativa più positiva e quindi prendendo quello che è oggi il messaggio che c'è stata partecipazione questo mi riempie di gioia. Oltre 76 milioni contro i 124 del progetto Cortina 1, il prezzo a base d'asta con un ribasso concesso fino a poco più di 63 milioni, esclusi i costi per la manodopera. Io dico che va comunque realizzato solo nella condizione in cui sarà ad ospitare le Olimpiadi. Qui però è doverosa una precisazione legata al vincolo previsto nel capitolato d'appalto. L'opera dovrà essere realizzata in ogni caso anche nell'eventualità di un veto del CIO, la cui decisione finale è attesa per il 31 gennaio. Il punto sarà perciò convincere Thomas Bach. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, Vicenza blindata, alto il livello di sicurezza per sabato 20 in vista delle 2 manifestazioni pro-palestina e contro la presenza di espositori israeliani a Vicenza Oro. Vicenza blindata, sabato 20 gennaio per le 2 manifestazioni a sostegno della Palestina e per protestare contro la presenza di espositori di Israele alla Fiera Oro. Misure di sicurezza speciali, come comunicato dalla Questura di Vicenza, predisposte a seguito della riunione del Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto ieri dal prefetto. La prima manifestazione è prevista dalle ore 10 alle 13, convoglierà i centri sociali del nord-est in un corteo organizzato dal centro sociale Bocciodromo. La seconda, dalle ore 14 alle 19, è organizzata dalla comunità palestinese con partenza da Viale Roma e arrivo all'anfiteatro di Via Baracca. Ma specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso fieristico saranno predisposti per tutta la durata dell'evento e anche in orario notturno. L'afflusso e il deflusso dei partecipanti alla fiera Vicenza Oro sarà regolato attraverso varchi presidiati da personale di vigilanza privata e monitorato dalle forze di polizia. Chiaramente l'auspicio è che le manifestazioni si tengano tutte in maniera pacifica. Ho detto chiaramente nei giorni scorsi che dal nostro punto di vista la città di Vicenza è accogliente con tutte le popolazioni e tutte le nazioni, quindi con gli espositori che arrivano da qualsiasi paese, compreso Israele. Ho anche detto che è l'occasione per ribadire da Vicenza la richiesta di un cessate il fuoco. Alto il livello di attenzione anche in base alle intenzioni dichiarate dai promotori del corteo che si svolgerà nella mattina di sabato, intenzioni diffuse sui vari social, quali arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano, in quanto considerato, si legge nella nota diffusa dal centro sociale Bocciodromo, a servizio dell'economia di guerra. Il questore ha disposto che il corteo non si avvicini al quartiere fieristico, partirà da Via Rossi per concludersi all'anfiteatro di Via Baracca.
C'è più attenzione che preoccupazione. Credo assolutamente che le forze dell'ordine e chi sta approntando tutti i meccanismi di sicurezza farà in modo che la manifestazione si svolga nella maniera più serena e tranquilla possibile, anzi l'auspicio, e siamo convinti che sarà così, sarà che sarà una delle migliori e più importanti edizioni di Vicenza Oro. Domani manifestazioni nelle piazze del Veneto contro la decisione del governo di rifinanziare il fondo per il contrasto ai disturbi alimentari. Ricordiamoci che non sono bambini e preadolescenti che non contenti del proprio corpo perché sono in sovrappeso, ma si abbassa sempre di più la percezione di quale sia il peso ideale. Le ricerche già da tempo ci dicono che anche bambini in normopeso o quasi in sottopeso percepiscono se stessi come in sovrappeso e quindi possono smettere di mangiare. Un fenomeno in aumento, cresciuto esponenzialmente dal 2021, ma già da 20 anni in crescita tra gli adolescenti. Eppure i fondi messi a disposizione dallo Stato per il contrasto ai disturbi alimentari sono stati tagliati. Per questo venerdì in 28 città italiane sono state organizzate mobilitazioni che trovano anche l'appoggio dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto. I percorsi di cura, tutti i contratti anche a termine con professionisti sanitari che erano stati stipulati grazie a questo fondo che permetteva di assistere tutte le persone con un disturbo dell'alimentazione, si troverebbero a dover chiudere nei prossimi mesi. Questo se non fosse finanziato l'emendamento al decreto milleproroghe che rifinanzia il fondo, 25 milioni di euro per il biennio 2021-2023, cancellato nell'ultima legge di bilancio. Disturbi alimentari di cui ad oggi soffrono più di 3 milioni di persone in tutta Italia, che hanno fatto 4.000 morti solo lo scorso anno. I fondi erano una boccata di ossigeno che non permettevano tutte le azioni necessarie, perché sarebbe anche utile fare molta prevenzione nelle scuole, però togliere anche questa opportunità di cura lascerebbe milioni di famiglie in balia di un disturbo che comunque richiede anche una multidisciplinarietà nel trattamento. Venezia, Padova, Verona e Vicenza, le città in cui si animerà la protesta venerdì. Il 2023 è stato un anno record per i trapianti d'organo in Veneto, con aumenti percentuali a doppia cifra in tutte le tipologie di intervento. Nell'anno appena trascorso in Veneto i trapianti d'organo da donatore deceduto sono aumentati del 30%, quelli da donatore vivente concentrati su fegato e rene del 24,5%. Per la regione il 2023 è stato su questo fronte un anno record, sia in termini percentuali che di numeri assoluti, con un aumento in doppia cifra di quasi tutte le tipologie di intervento. Cifre record che partono dall'altissimo numero di donatori. In Veneto la percentuale di diniego alla donazione è stata appena del 19% contro il 31,5% nazionale. Tra i risultati molto importanti dello scorso anno dobbiamo certamente menzionare l'apertura che è proprio scientifica, che è proprio partita dal Veneto, da Padova prima, da Verona poi, della donazione di cuore da donatore a cuore fermo, e non dimentichiamo della concomitante donazione anche del polmone insieme alla donazione di cuore, cosa che non si pensava possibile fino a poco prima. Il trapianto di cuore da donatore a cuore fermo è stato il primo in Italia. Nel 2023 in Veneto è stato inoltre raggiunto un nuovo record nazionale con la donazione di un organo dal donatore a cuore fermo più anziano d'Italia, 92 anni. Nasce poi, come dire, dal coraggio di noi che abbiamo scelto di provare a perseguire questa strada, certamente appunto supportati dalla volontà molto forte della famiglia di andare avanti. È stato prelevato il fegato ed è stato un risultato notevole. Pur essendo un settore d'eccellenza della sanità veneta, anche voi comunque accusate dei problemi di personale, per esempio. Ma sicuramente anche noi abbiamo bisogno di supporto di personale medico che poi deve presentare anche caratteristiche di particolare motivazione, perché questo lavoro è un lavoro veramente in cui la dedizione deve essere massima. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo.
Un fronte perturbato di passaggio causerà una lieve e temporanea instabilità sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 19 gennaio. Sul Veneto per buona parte della giornata il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, fenomeni in esaurimento entro sera. Le temperature saranno in lieve e locale calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche pioggia sparsa e cielo coperto. In giornata miglioramento del tempo con locali schiarite sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto ma con nuvolosità in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature minime saranno sotto zero, le massime comprese tra 6 e 7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.